Ben ritrovati, il nostro consueto spazio dedicato a voi cittadini, lo spazio di diritti negati. Oggi speriamo di aprire con una bella notizia. Intanto saluto il nostro avvocato Pierpaolo Rodigliero, responsabile del Codacons Cosenza. Bentornato, Bentrovati, bentrovati. avvocato. Tra poco mi dirà che buone Sì, notizie ci sì. sono, così come ci diranno i nostri consulenti, no? Se ci sono delle buone notizie per le imprese e i cittadini. Saluto Mariella Ippolito, Salve, bentornata. buonasera a tutti e bentrovati. Sì, Grazie. Ci sono buone comincia a notizie. muoversi qualcosa, sembra. Lo diciamo tra poco perché prima vorrei salutare anche il dottore Scalmazzi. Cristian Scalmazzi, bentornato. Bentrovati, buon pomeriggio a tutti. Quindi anche lei ci darà buone notizie? Cercheremo di dare del nostro meglio. Allora, iniziamo dalla dottoressa Ippolito perché ha detto insomma ci sono buone notizie per quanto riguarda i soldini che stanno arrivando. Allora, per quanto riguarda i fondi perduti presentati da parte delle imprese, sì, sta arrivando una buona parte diciamo, dei soldini e sembra che stanno cominciando ad essere esitati anche i redditi di emergenza di cui abbiamo cominciato a presentare richieste a partire dal 7 di aprile. Ancora è in corso la possibilità di presentare le domandine fino al 31 di maggio e qualcosa sembra che si stia cominciando a muovere a livello sembra che stanno cominciando a delinearsi le prime lavorazioni, quindi presentate in data 7 aprile. Quindi queste sono, diciamo, le novità e in più la cassa integrazione che è stata comunque prorogata fino al 30 giugno e quindi diciamo, stanno cominciando comunque diciamo, ad essere inoltrate le nuove richieste per quanto riguarda le proroghe fino al 30 Anche giugno. in questo caso stanno arrivando i soldi delle casse integrazioni. Sì, sembra che si siano un attimino più velocizzate e poi con diciamo, le nuove proroghe dovrebbero essere ancora più veloci visto che camminano con la presentazione degli Uniemens, quindi dovrebbero essere quasi in contemporanea, quindi non dovrebbero esserci più questi lassi di tempi così grandi di 60-90 giorni, almeno questa problematica dovrebbe essere superata. Perfetto, si comincia dunque a respirare, a disegnare il futuro anche per quanto riguarda le aziende. Dottore Scalmazzi, insomma ci sono questi bandi, ci sono gli incentivi, si aspetta ancora questo decreto sostegni. Allora, per quanto riguarda il decreto sostegni, per un'ulteriore misura di aiuto a quelle attività che sono state chiuse e soprattutto per la rimodulazione del calcolo del calo del fatturato, eravamo in attesa del nuovo decreto bis sostegni che doveva essere presentato venerdì scorso. Questo non è avvenuto. Ieri in una question time alla Camera il Presidente Draghi si è impegnato ad uscire con le ulteriori misure entro la prossima settimana. Quello che c'è di interessante ed è da segnalare è che domani su Fincalabra apre la piattaforma riservata alla presentazione delle domande per la riqualificazione degli stabilimenti balneari. Quindi per le attività che hanno stabilimenti balneari che devono iniziare la stagione turistica, proprio in virtù delle problematiche connesse alla crisi sanitaria, la Regione Calabria ha stanziato dei fondi per finanziare queste aziende affinché possano affrontare la stagione estiva. Ecco, insomma, bisogna anche pensare, no, a questa stagione estiva, il cambio di colore, avvocato, cioè la Calabria in giallo dà un po' di fiducia, di ottimismo, insomma, si spera, la campagna vaccinale a quanto pare anche qua nella nostra regione ha ingranato la marcia, quindi si spera, insomma, di uscire al più presto da questo periodo buio che dura da oltre 15 mesi. L'unica cosa è questa, speriamo che come in altre parti d'Italia anche la Calabria implementi la vaccinazione, perché in Calabria siamo pochi, siamo 1.800.000 abitanti, per cui paradossalmente dovrebbe essere molto semplice portare a vaccinazione tutti i residenti in Calabria.
E sappiamo che per rilanciare l'attività turistica, che poi è quella che fa da traino alla Calabria, purtroppo bisogna uscire dalla crisi sanitaria e quindi speriamo veramente in questa implementazione. Da quello che giunge in associazione sembra che comunque la piattaforma stia incominciando a funzionare bene, per cui gli appuntamenti vengono presi. Si stanno risolvendo anche i problemi per quanto riguarda, ecco, i cosiddetti fragili, nel senso che abbiamo avuto notizia che anche presso l'ASP, diciamo in tempi brevi, 24-48 ore, riescono a coloro che sono categorie fragili ma non lo hanno certificato, quindi non hanno il codice, in 24-48 ore dalla domanda che si fa presso l'ASP di competenza si riesce ad avere questo benedetto codice che permette l'inserimento sulla piattaforma della categoria fragile, quindi con l'attribuzione di questo codice. Quindi anche si stanno velocizzando queste procedure. Diciamo che sta riprendendo, ecco, questa come notizia, perché poi ci vengono. Ecco, il bisogno di salute è stato dimenticato per altre patologie. Diciamo che molto lentamente si sta ricominciando a fare prevenzione, per cui tutti i protocolli di prevenzione per tutte le varie patologie che esistevano prima del Covid praticamente stanno piano piano, ecco, però stanno incominciando. Abbiamo sempre questo gap di un anno e qualche mese che poi è stato devastante, perché si è abbandonata diagnostica e prevenzione di altre patologie, per cui quello infatti è le stata segnalazioni molto... che riceviamo, avvocato, proprio per quanto riguarda le altre patologie, perché ai noi, insomma, quest'anno è stato caratterizzato dall'emergenza ed è ancora caratterizzato purtroppo dall'emergenza Covid, però ci sono le altre patologie che non sono andate in vacanza, perché ci sono le persone che magari soffrono di diabete, di patologie tumorali e quant'altro, malattie cardiache, purtroppo queste patologie continuano ad esserci. Riceviamo purtroppo ancora delle segnalazioni per quanto riguarda di persone che magari devono rinnovare i piani terapeutici e non ci riescono. Ne parliamo tra poco perché intanto abbiamo una telefonata. Pronto? Salve. Salve, da dove ci chiama? Da Cosenza. Benvenuto intanto, prego. Grazie, ascolti. Io sentivo poc'anzi che si diceva che il portale funziona alla grande. No, alla grande no. Alla grande. Comincia a funzionare meglio rispetto a... non funzionare, ecco. Per quanto riguarda i fragili, tipo i conviventi, card reader, o come si chiamano, in sintesi non riusciamo da tantissimi giorni a prenotare queste benedette persone che rappresentano una buona fetta di calabresi. Sì. Perché addirittura non solo chi ha la 104 è stato già vaccinato, ma potenzialmente se inserisco il codice fiscale, eccetera, eccetera, del vaccinato, me lo farà riprenotare come se non avesse mai avuto la prima dose. E questo è il problema. Sì, sto cercando di chiedere ovunque, ma nessuno mi dà una risposta, anche il numero verde. Mi dicono che in Calabria purtroppo hanno migliaia di telefonate, ma non possono aiutare gli utenti. E per concludere un'ultima cosa, io ieri come fragili ho fatto la prima dose su Acri. Sì. Pfizer, c'è scritto entro 21 giorni, poi mi arriva un messaggio e mi dice che questi 21 giorni sono diventati con 2 settimane in più. Allora capisco che noi dobbiamo essere parte della sperimentazione, ma non le sembra che sarebbe stato corretto ad avvisare prima? Allora io metto la firma, autorizzo di essere parte della sperimentazione. Capisco. Perché io, diciamo, e concludo così do più spazio anche agli altri.
No, no, volevo dirle che quando lei ha fatto la prima dose del vaccino, intanto segnaliamo, la ringrazio per questa sua telefonata perché sì, molti riescono a prenotare agevolmente la categoria dei caregiver, altri invece incontrano ancora delle difficoltà. Cioè, la piattaforma funziona diciamo meglio rispetto a un mese fa, però ancora ci sono tante cose che vanno aggiustate. Io la ringrazio per questa segnalazione, noi la giriamo a chi di competenza perché ancora ci sono questi problemi. Quindi lei mi dice che ha chiamato anche il numero verde, l'SMS, Sì, eccetera, no. eccetera. Tra l'altro con 204 nella stessa abitazione, 204 non deambulano Certo. e con tutte e due lo stesso problema. Certo, noi segnaliamo allora questa anomalia, questo disservizio insomma, che c'è, che si registra in piattaforma e la ringrazio. Io le chiedevo, quando lei ha fatto la prima dose del vaccino, le hanno dato diciamo un foglio, un modulo dove c'era scritto la prima dose del vaccino e poi il richiamo, il giorno del richiamo, gliel'hanno dato questo foglio? No, allora, sì. loro non hanno scritto ieri mattina, non hanno scritto la data del richiamo. Non l'hanno scritta sul foglio. Ho chiesto al medico, ma no, poi ti avviseranno via SMS. No, perché No, la legge... strada facendo Sì, è arrivato un SMS che i 21 giorni perché vi dico... Gli altri due, perché mi hanno prenotato il 16 di giugno, ovviamente sono 2 settimane in più. Io capisco che magari chi vuole arrivare a fare tutta la popolazione, per quelli che si vaccinano, dosi, tutto quello che vogliamo, però se poi dato che non c'è nessuna letteratura scientifica che ci garantisce l'essere immuni qualora io vado a superare i 21 giorni, detti chiaramente dalla Pfizer, non lo diciamo noi, sicuramente loro sono gli scienziati, ma noi non dobbiamo essere nemmeno le cavie. Io sono andato lì e ho firmato e sapevo che dopo 21 giorni avrei dato la seconda dose, che non è un richiamo, ma è la seconda dose. Quindi la seconda dose, che è diverso del richiamo, cioè scientificamente voi sapete spiegarlo molto meglio. Certo. No, ho capito benissimo il suo pensiero, perché prima ci dicono 21 giorni, poi lo portano a 40, poi passano a 30 giorni. Chiaramente ci saranno degli studi sicuramente dietro, no? Ci sono insomma degli esperti, però il cittadino si sente anche disorientato, insomma, c'è anche questa sensazione. No, capisco benissimo. No, io sul fatto della prenotazione del primo vaccino, ecco, questa... sul foglio, avvocato, non ci dovrebbe essere scritto, perché no? Ci deve essere scritto obbligatoriamente e quindi diciamo che sarà stata una svista, perché anche questo decreto che ha fatto Figliuolo, che è quello che è incaricato per il piano vaccinale italiano, vale solamente per il futuro, per i nuovi vaccinati, non per quelli che sono già stati vaccinati. E la data che per quanto riguarda Pfizer è a 21 giorni, quelli sono fatti salvi. Mi meraviglio molto che invece nell'attestato che vi hanno rilasciato nella certificazione della prima dose, che non c'è stato messo quando dovete andare a fare, perché fino qualora volete io sono disponibile a mandare anche foto su WhatsApp qualora è No, possibile. no, vi crediamo, guardate, vi crediamo. Diciamo queste norme che sono ancora emergenziali, come avete sentito, è perché purtroppo c'è penuria, c'è carenza proprio di vaccini, ecco perché stanno facendo in modo tale che almeno il maggior numero di popolazione venga vaccinata almeno con una sola dose. Ma non rischiamo di fare un lavoro inutile. Ma non è, guardate, tutto è vero, perché poi fra 10 anni sapremo la verità su tutto quello che è successo. Il problema è che adesso con buona pace cerchiamo di applicare il principio di solidarietà. Se questo serve a far fare la prima dose a un maggior numero di persone possibili in Italia, che cerchiamo di svuotare gli ospedali, ci mettiamo l'animo in pace e quindi con molto spirito di solidarietà. Tanto decisioni che vengono prese. Noi siamo stati, no, a noi ci hanno carcerato diciamo, per 2 mesi ci hanno carcerato, quindi agli arresti domiciliari. È un anno che non viviamo più noi italiani, quindi
più spirito di solidarietà verso le istituzioni, non per so, l'amor di quindi Dio, continuiamo non- in questo modo Ci perché... mancherebbe altro, ma quantomeno la si chiede la solidarietà. ma certo, però noi È affrontiamolo più con questo... pittocrazia che democrazia, è sottile la differenza, però... Insomma, noi, noi sì, facciamo raccogliamo certo, questo disservizio, diciamo, che c'è stato e naturalmente se l'amministrazione è chiara fa stare più sicuri pure noi certo. cittadini, perché noi abbiamo come front office le istituzioni. Se le istituzioni sono chiare, con poche regole, pure noi stiamo più sicuri, quando invece dobbiamo stare per forza attaccati alla televisione che nel giro di 24 ore cambiano modi e termini, è ovvio che questo porta solamente insicurezza nei cittadini e non c'è Certo. dubbio che sia così. Certo, intanto io ringrazio questo nostro telespettatore, rinnoviamo insomma il suo appello, no, anche a chi di competenze, a chi insomma è più esperto sicuramente di noi in merito a questa certo. situazione, quindi chiediamo anche delle risposte, no, a nome, per quanto riguarda i nostri telespettatori. C'è bisogno di chiarezza, come diceva lei. È chiaro che sicuramente, io dico, ci sarà uno studio dietro, non è che uno si alza la mattina e dice portiamo la vaccinazione a 40 giorni, uno studio dietro c'è, però chiaramente c'è bisogno di una informazione... Forse meno parole, ecco. Poche parole, e però che siano quelle con certezza. Sicuramente non succederà nulla se si parte da 21, 25, 30 giorni, non succede ecco, nulla, per carità, perché ci sono, ripeto, decisioni prese dopo analisi e studi da parte di persone competenti, però chiaramente il cittadino vuole sapere. Salutiamo chi è in linea in questo momento, pronto? Sì, pronto. Salve, da dove ci chiama? Luigi da Cosenza. Benvenuto intanto. Grazie. Allora, ci dica. Signor Luigi. Sì, mi dica, adesso la sento. Perfetto, ci dica lei. Allora, intanto grazie per aver partecipato a questa nostra trasmissione. Io saluto questa ottima squadra perché avete messo su una cosa molto utile. Grazie. Volevo un chiarimento. Settimana scorsa, seguendo il vostro programma, sì, ho ascoltato, siccome ho mia moglie di anni 71, con 13 anni e mezzo di contributi INPS, e avevo capito che era possibile fare domanda per poter avere la pensione contributiva. Sono andato al patronato e mi hanno detto che le norme non sono proprio cambiate e la situazione è quella vecchia, cioè con 15 anni di contributo minimo oppure 20 se uno non ha i 70 anni. Se mi spiegate... Quanti anni ha vostra... 71 anni e 13 di contributi, se non ho capito... 71 anni? 71 e 13 anni di contributi. Abbiamo anche i nostri consulenti che sono pronti anche a dare delle spiegazioni in base chiaramente a quanto ci sta dicendo. Non so se il dottore Scalmazzi o la dottoressa Ippolito può dare una risposta al nostro telespettatore. Può andare in pensione con 13 anni di contributi, insomma la signora 71 anni? Chiediamo... È necessario... Sì. Allora, è necessario avere almeno 20 anni di contributi. Perfetto. Non 15, 13, 20 anni. No, sono 20 anni di contributi in questo caso. Quindi... Sì, dica dottoressa Ippolito, sì. No, sì. Settimana scorsa allora, sono praticamente 20 anni che bisogna avere. 13 no, con 13 anni no. Noi non credo che settimana scorsa sia stato detto, forse... La signora deve andare praticamente come non con la pensione di vecchiaia ordinaria, che pensione di vecchiaia ordinaria è quella contributiva, che praticamente si è versato dei contributi.
e quindi, come diceva la dottoressa Ippolito, il minimo è 20 anni e comunque 67 anni di età, perché adesso siamo andati, è questo. Vabbè, la signora ha 71 anni. Ha quindi. 71 anni, quindi la signora, per quanto riguarda la classica pensione sociale, sarebbe che ne avrebbe diritto, però bisogna andare a vedere qual è il reddito del nucleo familiare, perché altrimenti non se ne ha diritto. Per cui se il telespettatore percepisce reddito, e praticamente questo reddito deve essere dentro una certa soglia, altrimenti non. Se prende per esempio 1.000 euro di pensione al mese, la signora non prenderà la pensione sociale. Certo. Questo è il parametro Ricordo più o meno. scorsa settimana diverse telefonate di persone che avevano magari 15 anni di contributi. Sì, no, perché ci sono bisogna andare a vedere se la persona che richiede ha versato questi contributi, ma sono contributi per aver fatto lavori usuranti, se ha delle invalidità, ci sono altri parametri che bisogna andare comunque a vedere e verificare, perché la pensione non è che uno arriva a una certa età e può andare in pensione, assolutamente no. Fino alla fine del 2021 c'è ancora quota 100, per cui ricordiamo che si può andare. C'è la pensione, uno può andare ancora in pensione anticipata rimettendo qualcosa della propria pensione, ma questo lo fanno soprattutto i dipendenti pubblici, perché notoriamente hanno contributi maggiori versati dei pari data anagrafici dipendenti privati. C'è opzione donna che permette alle donne di andare in pensione con 55 anni, eccetera, eccetera. Però bisogna sempre andare a vedere caso per caso. Per questo, insomma, magari Quindi scorsa settimana la dottoressa Ippolito voleva aggiungere qualcosa. Il telespettatore si avvicina alla posizione della pensione di vecchiaia in deroga al requisito contributivo, dove parliamo di 67 anni di età e 15 anni di contributi, però mi pare che il telespettatore parla di 13, non di 15. Sì. Che si trovano in una delle seguenti condizioni: o devono avere 15 anni di contributi al 1992 sia per i dipendenti che per gli autonomi, o devono avere l'autorizzazione al versamento volontario della contribuzione in data anteriore al 31/12/92, questo vale solo per i dipendenti privati, oppure devono avere 25 anni di assicurazione con almeno 10 anni di contribuzione con meno di 52 settimane all'anno, e questo vale sempre e comunque per i dipendenti privati. Ecco, come dicevamo anche la scorsa settimana, capisco il del signor Luigi, probabilmente c'è stato un po' di confusione, ma proprio perché non è che ci sono, insomma, dei parametri, no, che valgono per tutti, e così, dottoressa Ippolito, perché ci sono alcuni casi, bisogna vedere caso per caso. Dico sempre, bisogna sempre recarsi al patronato, fare un estratto contributivo, addirittura, come dicevo nella scorsa trasmissione, un estratto contributivo certificativo, dove si vanno a vedere anche questi contributi in quali periodi sono stati versati, perché c'è veramente sulle pensioni ci sono veramente dei discorsi molto molto soggettivi e personali. Una situazione uguale è veramente difficile da trovare. Certo, per questo, insomma, speriamo di aver chiarito i dubbi del nostro telespettatore. Comunque noi siamo sempre qua. Intanto salutiamo chi è in linea in questo momento. Pronto? Pronto? Sì. Eccoci, da dove ci chiama? Da Torano. Benvenuta, prego. Vorrei fare una domanda all'avvocato. La sta ascoltando, eccolo il nostro avvocato. Allora, io ho fatto il vaccino Pfizer il 26 aprile. Sì. Allora, mi hanno dato la carta per il rinnovo il 17 maggio. Sì. Bene. Il 17 maggio. Allora, ieri sera ho chiamato la dottoressa mia
e mi ha detto che è stato trasportato al 22. Va bene, 5 giorni, diciamo che non cade il mondo, diciamo. Può darsi che per... Ieri sera ho sentito parlare il dottor Caruso. Sì? E parlava che diciamo non è più efficace farlo tardi e non farlo alla data giusta. Vabbè, Vabbè. non si tratta di 2 mesi, insomma, si tratta di 5 giorni in questo caso, quindi se hanno ritenuto opportuno magari spostarla in avanti di una settimana, io credo che possa stare tranquilla, signora, perché magari se si fa dopo 1 mese o 2 mesi, allora magari il dubbio ci potrebbe essere, però una settimana non credo che cambi molto, giusto, avvocato? Sì, poi vi ripeto, queste sono, diciamo, valutazioni squisitamente mediche. Diciamo che 5 giorni in più o in meno naturalmente non rendono inefficace, diciamo, un vaccino. Quindi può stare tranquilla, state signora. tranquilla, perché il lasso di tempo è talmente breve. Certo, insomma, può stare tranquilla. Io devo dare la linea alla regia, rimanete con noi. Ed eccoci di nuovo in studio. Intanto stanno arrivando anche dei messaggi sul nostro WhatsApp, credo sia una domanda questa per il dottore Scalmazzi. Allora ci dicono, vediamo se c'è il dottore Scalmazzi: mio figlio, ci dice il nostro telespettatore, ha lavorato nel settore turistico, hanno dato il bonus da 600 euro, mentre quello da 1000 euro di dicembre scorso non gli è stato dato perché l'INPS dice che devono fare un allargamento dei codici Ateco. Quindi credo che abbia ricevuto questi 600 euro prima, poi credo abbia fatto domanda per i 1000 euro a dicembre e credo la domanda sia stata rigettata perché non c'era questo allargamento dei codici Ateco, ma credo siano stati inseriti altri codici, vero dottore Scalmazzi? Allora, se il figlio ha lavorato come stagionale, bisogna verificare l'azienda dove è stato assunto come stagionale. Quindi io credo che sia più un problema da verificare sul codice di attività dell'azienda che l'ha assunto come stagionale. Perfetto. Parliamo sempre di persone che hanno operato, credo, nel settore turistico, strutture alberghiere, balneari, ristoranti. Sì, nel settore turistico, io leggo quello che ci arriva proprio sul Nel WhatsApp. settore turistico dovremmo capire che settore di attività, in che azienda turistica. Perfetto, allora noi invitiamo il nostro telespettatore che ci ha scritto su WhatsApp, se vuole può anche telefonare e intervenire in diretta giusto per dare qualche altra informazione per avere poi una risposta, quindi cercare di capire meglio insomma qual è il settore, il problema. Intanto salutiamo chi è in linea in questo momento, pronto? Buonasera. Salve, da dove chiama? Da Reggio Calabria. Benvenuto intanto, prego. Grazie, questa è la seconda volta che chiamo nello spazio e seguo questa trasmissione. E noi la ringraziamo e le mandiamo un abbraccio da Cosenza a Reggio. Grazie. Allora, io vorrei fare 2 domande alla dottoressa. Ecco la dottoressa Ippolito. Allora, io sono andato in cassa integrazione il 26 ottobre. Finalmente sono arrivati 2 mesi e 2 mesi, dopo 8 mesi si può dire. Però la cassa integrazione è come se nulla, una busta paga di 900 euro, praticamente con 4 ore al giorno, l'ha registrato, sapete come fanno questi contratti? Cioè mi sono arrivati 350 euro. Cioè praticamente 4 mesi 1200 euro, perché ancora poi febbraio è stato più corto, io non lo so, cioè la media di 10 euro al giorno. Quindi lei in busta paga aveva 900 euro e come cassa integrazione? 900, insomma arrivo con assegni, sì. Quello là, le 100 euro di Renzi, le famose... Invece a 1100 euro. La cassa integrazione è arrivata in ritardo? Hanno tolto tutto. Sì. Tutto hanno tolto gli assegni, voglio dire, niente.
È così che funziona la cassa integrazione, dottoressa Ippolito? E poi vorrei fare un'altra domanda. Allora, facciamo... Mia moglie è 20... Sì, prego, faccia la domanda così poi la dottoressa risponde. Risponde a tutte e due domande. Perfetto, allora dottoressa... Mia moglie prego. ha 55 anni e ha 25 anni di contributi consecutivi. Quando può andare in pensione? Ancora è Grazie. giovane, molto giovane. Allora, facciamo rispondere la dottoressa. Allora, prima sulla cassa integrazione, insomma, dopo mesi di attesa, arrivano questi 300 euro, queste 300 euro. Ho capito bene, al telespettatore è stato mandato in cassa integrazione a partire dal 26 ottobre. Fino a quale data? Ancora tuttora in cassa integrazione? Non so se è ancora in linea il nostro telespettatore. Perché praticamente la prima cosa che dovrebbe verificare è perché, quali periodi gli sono stati perché non ha aperto, indicizzati. perché non si Un sa se attimo, apre. dottoressa, perché ci accavaliamo. Allora, la dottoressa chiedeva, è tuttora in cassa integrazione, quindi da ottobre ancora in cassa integrazione? È ancora in linea? Sì, è ancora in cassa integrazione. Perfetto, allora dottoressa, prego. Allora, diciamo che già questo è uno dei casi estremi che ancora purtroppo ci sono e che non riguarda solo il telespettatore che è in linea in questo momento. Dovrebbe innanzitutto controllare, perché la cassa integrazione viene quantificata in base al contratto di lavoro e in base alle ore che il cliente risulta assicurato. Quindi l'importo dipende da questo. Quello che dovrebbe verificare dal 26 ottobre, perché gli sono arrivati soltanto 300 euro, se il telespettatore è munito di SPID o di PIN dell'INPS, accedendo al suo cassetto previdenziale, al suo fascicolo, può verificare i periodi che gli sono stati indennizzati e può farsi anche un conticino, diciamo in modo forfettario, di quanto ancora dovrebbe percepire. Ma sulla quantità di soldi che arrivano, purtroppo sono dovuti alla tipologia di contratto che si ha, alle ore che il telespettatore è assicurato, se a 2 ore, se a 3 ore, se a 4 ore giornaliere, se a 8 ore, se a 6 ore. Quindi se non ho capito male, 4 ore. A 4 ore, 900 euro a 4 ore. E ha ricevuto solo 300 euro, quindi suppongo che ha ricevuto praticamente una ventina di giorni pagati il telespettatore, quindi dovrebbe ancora ricevere tutto il residuo. Quindi ripeto, se è munito di SPID si possono benissimo controllare i periodi indennizzati e i periodi che ancora deve ricevere. Quindi insomma bisogna fare un po' di calcoli, dottoressa. Esatto. Perfetto. L'altra domanda, 55 anni la moglie del nostro telespettatore, 25 di contributi. Quando può andare in pensione? Allora, per quanto riguarda l'opzione donna, no, come età non ci siamo assolutamente, quindi attualmente non può fare richiesta, perché l'opzione donna sono 58 anni di età con 35 anni di contributi, quindi la signora non soddisfa né il requisito di età né il requisito di contributi, quindi attualmente diciamo è fuori almeno da questo parametro. Per quanto riguarda gli altri nemmeno, perché siamo fuori anche come età, quindi no, al momento assolutamente ancora deve attendere. Deve aspettare almeno 10 anni? No. Sì, perché ha 55 anni e quanti anni di contributi? 25, deve almeno 25, quindi 10 anni per la parte diciamo contributiva. E poi per quanto invece riguarda la pensione di vecchiaia, sì, dovrebbe comunque da 55 dovrebbe arrivare a 62 anni, quindi comunque ci sono, anche per quanto riguarda la parte di età, deve ancora attendere, quindi sia per la parte contributiva sia per la parte di età c'è da attendere dai 5 anni
per quanto riguarda l'età e i 10 anni per quanto riguarda la parte contributiva. Ah, perfetto, chiarissima come sempre la dottoressa Ippolito. Intanto salutiamo chi è in linea in questo momento. Pronto? Pronto? Salve, da dove ci chiama? Io sono da Guardia Piemontese. Piemontese. Da dove chiama, chiedo scusa? Da Guardia Piemontese. Da Guardia, perfetto, prego. Allora, noi abbiamo un problema. Mia moglie ha lavorato diversi anni stagionali alla Sateca delle Terme. Sì. E però adesso i contributi non si trovano più, insomma. Abbiamo fatto domande dei contributi e non c'è più niente. Non ci sanno dare spiegazioni. Allora, secondo me dovrebbe essere seguito da un consulente in questo caso. Allora, sì, vediamo un po' la strada che può fare per cercare di rintracciare, no, questi contributi che non si trovano, perché da una diretta televisiva è difficile dare una risposta, quindi bisognerebbe andare da un consulente, vero dottoressa? Noi siamo da un patronato, diciamo, siamo stati accetrati. Deve anche capire quanti anni sono passati da quando il cliente ha fatto un estratto contributivo e si è reso conto che mancano dei periodi che non gli sono stati inseriti, per vedere se ancora fa in tempo a fare una sorta di ricorso o quant'altro. Quindi bisogna controllare tutte queste cose. È un paio di mesi che abbiamo fatto l'estratto contributivo e non c'è niente. Cioè neanche un euro di contributo versato? No, non risulta niente. Non risulta niente. Voi siete andati ad un patronato? Ma il datore di lavoro è vivo, è fallito? Il datore di lavoro... È munito di buste paga il signore? Allora, noi abbiamo sia il libretto di lavoro, sia i certificati che l'INPS mandava indietro, e sia, diciamo, le buste paga. E allora sì, ci sono le buste paga, dottoressa, quindi con la busta paga cosa deve fare? Deve recarsi al patronato, diciamo, suo di fiducia, documento d'identità, tessera sanitaria, le buste paghe, se possiede dei Q e il contratto di lavoro, e si vede la procedura da seguire. Quindi insomma se c'è la busta paga, dottoressa... Sì, si può tranquillamente, c'è il modo di risalire, assolutamente sì. Quindi sono contributi, insomma, se uno ha la busta paga sicuramente saranno stati versati dei contributi, viene riportato pure in busta paga, giusto? Quindi certamente, sì. Allora, se può dirsi pure che sono stati elaborati i cedolini, è stato elaborato il CUT e poi non sono state versate mai da parte del datore di lavoro i contributi, però se si è nei tempi giusti si può tranquillamente fare ricorso per recuperarli, per fare in modo di, diciamo, sanare la posizione. Quindi sono somme che possono comunque essere recuperate? Sì, sì, sì. Avvocato. I contributi, se per qualunque evento che è successo al datore di lavoro, comunque per quanto riguarda la parte contributiva, quindi quello che serve al telespettatore per la pensione, lì figurativamente l'INPS, no? Perché ci possono essere vari incidenti in capo al datore di lavoro per cui non ha versato o qualunque altra cosa in capo al datore di lavoro, e praticamente comunque non li perde perché ci sono, diciamo, figurativamente vengono poi ai fini pensionistici. Non stiamo parlando di trattamento di fine rapporto perché quello c'è un fondo speciale INPS nella ricorrenza di alcuni requisiti, per cui diciamo sono delle cose da valutare. Ecco. Il telespettatore soprattutto non faccia decorrere più di 5 anni dalla cessazione del rapporto di lavoro, perché lì c'è la prescrizione di tutti i crediti previdenziali. Ecco, per cui bisogna stare attenti soprattutto a non far decorrere questo termine dalla cessazione del rapporto di lavoro. La dottoressa voleva aggiungere qualcosa. E poi un'altra cosa, avvocato, e mi corregga se sbaglio oppure se... Perché i contributi figurativi però non sono come i contributi regolarmente pagati, valgono dopo totti anni e naturalmente ai fini pensionistici non ne possono essere considerati più di 5, se non erro, in totale.
Ancora nell'azienda si fa un'azione naturalmente di recupero, perché praticamente poi devono essere versati i contributi. Quindi ci sono anche casi in cui magari il lavoratore che ancora lavora nell'azienda si accorge, magari va a fare un estratto, no? Ma allora è molto raro che in costanza di rapporto di lavoro il datore di lavoro non versi i contributi, perché gli scatta poi un reato penale, certo, diciamo, quindi è difficile l'evasione contributiva, diciamo, da parte del datore, perché è tenuto a. Quindi diciamo che quello è molto difficile, molto difficile che si verifichi in costanza di rapporto di lavoro che non si versino i contributi. Quindi, prego dottoressa. Oppure se c'è un problema di debitoria elevata. A noi è capitato molte volte di avere avuto situazioni di questo genere, di persone che hanno lavorato in modo continuativo e che ci sono stati dei periodi che facendo un estratto contributivo non si sono trovati naturalmente versati. Anche in aziende solide, in aziende che magari non hanno apparentemente mai avuto nessuna difficoltà. Quindi conviene sempre e consiglio sempre vivamente di fare degli estratti contributivi, non dico annualmente ogni 6 mesi, però periodicamente, in modo tale da verificare se effettivamente si ritrovano con quello che effettivamente prestano come attività lavorativa, perché poi sarebbe veramente spiacevole fare dopo 35 anni di lavoro, andare dal patronato per vedere a che punto si trova per fare la richiesta di pensione e avere la sorpresina che magari ci sono dei buchi che il lavoratore ha regolarmente lavorato e che però risultano scoperti. E questi buchi si possono colmare, no? Si possono chiudere? Si possono colmare se non sono passati 5 anni, come diceva l'avvocato prima, perché poi questa è una parte legale, se non sono passati 5 anni dalla chiusura della cessazione del rapporto di lavoro. Se magari questi periodi di buco sono 20 anni, 15 anni fa, 17 anni fa, non c'è più poi la possibilità di fare ricorso per poter recuperare. Certo, quindi bisogna stare un po' attenti. Intanto salutiamo chi è in linea. Pronto? 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 C'è la telefonata? Pronto? Sì, sto aspettando. Eccoci, da dove ci chiama? Siamo dalla provincia di Catanzaro, da San Pietro a Maida, un paesino. Benvenuto, salutiamo San Pietro a Maida, chiaramente. Prego. Sì. Signora, non so se lei ci ascolta attraverso la cornetta del telefono oppure attraverso il televisore. Se ci ascolta attraverso il televisore non lo faccio, ci ascolti attraverso la cornetta, altrimenti poi non riusciamo a sentirci. Quindi abbassi il volume del televisore e ci ascolta attraverso la cornetta del telefono. Sì. Perfetto, allora ci dica qual è il problema. C'è la telefonata? Va bene, sì. Sì, allora qual è il problema? Allora, il problema è che vorrei parlare con l'avvocato. Siccome ho fatto domanda al compagno, perché ha molti problemi di salute. Mi sente? Faccia la domanda. Allora, perché noi lo ripetiamo... Sì, mi scusi. Allora, vediamo se ok. Allora, siccome ho fatto questa domanda, mi sente avvocato? Faccia la domanda, vada avanti, sì. Sì. Allora, perché ho molte patologie, sono stata operata al cuore, ho avuto 8 interventi. Ho fatto il femore, adesso le ginocchia, la tiroide. Insomma, un po' di cose, signora. Allora, lei ha fatto la domanda e me l'hanno beccato di nuovo, dicono che io posso andare a lavorare. No, signora, allora, mi scusi signora, lei ha fatto per 2 volte questa domanda per ottenere l'invalidità? 2 volte l'ho fatto. Invalidità e indennità di accompagnamento, ok? No, dato che ho una certa età, ho 69 anni, mi hanno consigliato
il patronato di fare l'accompagno. Vabbè, Sì, comunque vabbè, cioè, bisogna avere l'invalidità, legge 104 articolo 3,3, e poi c'è la commissione che decide che valutano in base alle patologie, alla documentazione medica, se è in grado di svolgere normali attività quotidiane o meno. Quindi per 2 volte le hanno rigettato queste richieste, non le hanno dato neanche, non le hanno riconosciuta nessuna invalidità, signora. Dicono che io sono ancora giovane, non è possibile. 2 anni che non esco di denti, che non riesco a camminare. No, io non riesco a capire, a prescindere, se uno ha delle patologie, a prescindere dall'età, perché la patologia che è invalidante si può avere a 80 anni, a 60, anche purtroppo a 50 anni, così, quindi a prescindere dall'età. Lei ha fatto già ricorso, credo di aver capito. Lei ha il 100% di invalidità, signora? L'avvocato in questi giorni mi ha comunicato che è stata respinta di nuovo. Quindi, ma le hanno riconosciuto un'invalidità, signora? Perché capisco che lei vuole l'indennità di accompagnamento, che non va sempre... No, ma non l'invalidità perché io ho una piccola pensione, ho 550 euro di pensione, sì. Non riesco a curarmi. Ma capisco benissimo, c'è una pensione bassa, lei dice io ho diverse patologie, faccio... Che non lavora e con questi soldi dobbiamo mangiare in 2. Capisco benissimo, no, il problema, la domanda che lei ha fatto su perché le hanno rigettato questa richiesta per ottenere l'invalidità più l'indennità di accompagnamento. Io sto cercando di capire, signora, se le hanno riconosciuto una sorta di invalidità, una percentuale di invalidità. Il verbale gliel'hanno... Sì, mi hanno fatto 67 la prima volta al 99%. 99%. 92 o 99? 63 99%. Ah, vabbè, quello è il REG. Poi, signora, allora, vi hanno rigettato queste domande perché per la prima commissione medica INPS non ci sono i requisiti sanitari per accedere all'indennità di accompagnamento, perché se ci fossero o fossero stati riconosciuti questi diciamo, requisiti sanitari, voi avreste avuto, previo riconoscimento dell'invalidità al 100% e quindi con una situazione di grave handicap, articolo 3,3 legge 104, lei avrebbe avuto anche l'accompagnamento, l'indennità di accompagnamento. Per l'INPS voi non avete queste patologie, quindi dovete dire all'avvocato che se non gli va bene quello che è uscito dalla consulenza, diciamo da questo accertamento, si può fare ricorso. Se ha già fatto ricorso si può fare reclamo a quello che è uscito, però vi dovete fare seguire, signora. Certo, c'è bisogno di un perché legale. Perché naturalmente rivolgetevi al legale presso cui state già andando e quindi andate a verificare proprio queste carte, però vedetele bene perché queste prestazioni previdenziali si hanno per requisiti sanitari. Se non ci sono i requisiti sanitari, prestazioni non ne avete. Certo. Per cui dovete fate verificare, ecco, così a voce non possiamo. Certo, noi non possiamo dire se ne ha diritto o meno, perché noi non siamo medici assolutamente, non vediamo le carte, assolutamente questo non lo possiamo fare. Chiaramente se lei dice io non riesco a svolgere le normali attività quotidiane, allora può fare ricorso e quindi eventualmente reclamo, perfetto, come ha già fatto. Perfetto. Telefonata intanto, pronto? Buonasera. Salve, da dove ci chiama? Della provincia di Reggio Calabria. Benvenuto intanto, prego. Io avevo chiamato qualche settimana fa, però purtroppo non sono riuscito poi ad ascoltare l'avvocato. Sì. Si tratta di questo, mia figlia fa la casalinga, sì, e si vorrebbe assicurare per l'avvenire qualcosa come pensione. Se è possibile, come fa la casalinga, per iscriversi come lavoratrice, cosa dovrebbe fare? C'è un'assicurazione per... Sì, allora, deve semplicemente o tramite internet o si reca direttamente a qualsiasi sede INAIL
e si fa dare praticamente tutto l'incartamento per iscriversi quale casalinga. È veramente una quota minimale che si paga all'anno, mi pare sulle 20 euro all'anno, e quindi in assenza di qualunque altra cosa sua figlia può fare ciò. Quindi molto semplicemente o tramite internet o si reca presso la sede INAIL più vicina e lì vi fate dare i moduli perché, ecco, per iscriversi a questa forma. Quindi per le casalinghe solo c'è questa assicurazione? C'è solamente, sì, per le casalinghe c'è solamente questo. Quindi non c'è... Quindi praticamente presso la sede INAIL? Qualunque, la più vicina, oppure anche telematicamente, se avete dimestichezza col computer, entrate nel sito dell'INAIL e lì ci sono tutte le istruzioni, anche le modalità di pagamento di questa quota proprio minima. Se è sotto reddito, praticamente ci sono limiti di reddito, addirittura è gratuita, però è veramente agevole come fare per accedere a questa forma di previdenza. A cosa dà diritto questa assicurazione? Innanzitutto la cosa principale è che è senza limiti di età, nel senso che dai 18 anni in poi si può... Fino all'età pensionabile, naturalmente. Okay. E praticamente la cosa essenziale è che praticamente se dovesse farsi male in casa ed avere, diciamo, delle invalidità, praticamente lì è risarcita. È proprio la cosa buona di questa forma, tra virgolette, previdenziale, assicurativa, è proprio questo, che se ha un incidente domestico, classico incidente domestico, e ha un tot di invalidità riporta, arriva fino a prendere rendite, proprio rendite, per cui la cosa buona è proprio questa. E quando si raggiunge l'età pensionabile? L'età pensionabile, a secondo di quanti anni ha pagato questa quota minima, c'è un'indennità che scatta. Perfetto, no, giusto per chiarire. Sì, certo. Quindi andare, cioè se uno ha i requisiti, insomma, cioè da 18 all'età pensionabile 62, credo 65 anni, si può andare all'INEL e quindi lì basta compilare un moduletto veramente semplice. No, è importante, insomma, spiegare poi sì, ma serve perché tutela la casalinga, ecco, e negli anni si fa una piccola rendita, insomma, poi quando si raggiunge l'età pensionabile, perché purtroppo, devo dare la linea alla regia, tra poco ne parliamo, però io dico sempre che le casalinghe fanno un lavoro incredibile e purtroppo non vengono retribuite. Certo. Rimanete con noi, torneremo tra poco. Ed eccoci di nuovo in studio. Allora, abbiamo intanto un po' di domande che ci arrivano sul nostro WhatsApp. Allora, intanto ci chiedono se ci sono novità sui contributi Fitto Casa. Ci scrive questo nostro telespettatore, li aspetto dal 2016. Ogni tanto bisogna riparlare del Fitto Casa. Sì, ne riparliamo, però purtroppo è vero, siamo in ritardo di qualche anno. È vero che il contributo Fitto Casa deve essere erogato ogni anno, perché serve a chi conduce in locazione per pagare il proprietario della casa, quindi ogni anno deve essere erogato. Qui siamo in ritardi ormai, non li contiamo più, di molti comuni della Calabria naturalmente, che sono molto in ritardo di qualche anno, per cui sicuramente appena ci saranno novità ne daremo notizia, però adesso ancora non... La morosità incolpevole però c'è ancora. Morosità incolpevole c'è, l'abbiamo ricordato, quello è molto importante. Coloro che conducono in locazione una casa e hanno ricevuto un atto di intimazione di sfratto per morosità possono accedere con reddito fino a 26.000 euro, quindi una platea molto vasta del nucleo familiare naturalmente, e possono arrivare fino a 10.000 euro a fondo perduto per sanare la morosità. Per cui lo stiamo ricordando spesso, questa è una misura a cui tutti coloro che si trovano destinatari di un atto
proprio di sfratto praticamente, quindi l'intimazione per morosità, perché non hanno pagato, che devono rilasciare la casa, possono ottenere, e c'è copertura economica, fino a 10.000 euro a fondo perduto, quindi da non restituire, per pagare il proprietario. Per cui questa è una misura, ecco, molto premiale per coloro che si trovano in difficoltà economica, per cui queste sono un po' di misure che bisogna tenere sempre sott'occhio chi si trova sfortunatamente in questa situazione. Certo, intanto abbiamo anche una richiesta da parte dei braccianti agricoli, non so se può rispondere il dottore Scalmazzi oppure la dottoressa Ippolito. Allora ci chiedono, i braccianti agricoli saremo ammessi al nuovo decreto bis? In poche parole scrivono, ci daranno anche a noi il bonus? La dottoressa Ippolito, prego. Con molta felicità comunico che nel decreto sostegni bis dovrebbe esserci anche l'indennità per i braccianti agricoli, che poverini sono rimasti esclusi dai decreti, dagli ultimi decreti, perché solo nel Cura Italia loro hanno preso praticamente dei 2 piccoli importi. Per tutto il resto sono rimasti esclusi, come se non fossero lavoratori, voglio dire, lavorano più degli altri. Quindi nel sostegni bis, salvo pentimenti, ci saranno anche i sostegni per i braccianti agricoli, ok? Perfetto, un'altra buona notizia, e poi chiaramente quando ci sarà questo decreto subito noi certo, lo illustreremo certo. nel dettaglio. Intanto salutiamo chi è in linea, pronto? Pronto, sono Rossano. Salve. Complimenti dalla... Da dove ci chiama? Sono da Rossano. Da Rossano, prego. Allora, faccio la domanda perché l'ascolta sia l'avvocato sia i nostri consulenti, prego. Sì, siccome 2 giorni fa ho fatto una domanda della vaccinazione a Rossano e mi hanno chiamato stamattina, non lo so che medicinali mi fanno. Io ho 53 anni. Allora, qui abbiamo un po' di problemi di linea probabilmente, allora chiedo scusi, ho capito solo che chiama da Rossano, poi il problema qual è? Non so se l'avvocato l'ha capito. Mi pare che vi siete prenotati per la vaccinazione. No, siccome ho fatto la domanda di vaccinazione lunedì, sì. E mi hanno chiamato alla Rossano, però non lo so quale medicina mi fanno. Se fai che tipo di vaccino? No, questo non lo sappiamo neanche noi. Non lo sappiamo nemmeno Assolutamente, noi. Questo non lo possiamo sapere. Chiaramente chi ha delle patologie incompatibili con l'AstraZeneca, insomma, sarà fatto. Certo. Uno chiaramente lo dice, poi ci sarà l'anamnesi da parte dei medici prima della vaccinazione, quindi uno andrà, insomma, parlerà con il medico e poi insomma, deciderà il medico che tipo di vaccino è adatto, no? Quindi noi da qui non lo possiamo sapere, certo. chiaramente. Lei vada comunque, ecco, si presenti per la vaccinazione, poi parlerà con il medico e quindi sarà il medico, anzi deve essere il medico a valutare, chiaramente. In bocca al lupo per tutto comunque. Intanto salutiamo che è in linea, pronto? Pronto? Salve, da dove ci chiama? Da Montalto. Benvenuto, prego. Vorrei fare una domanda all'avvocato, se è possibile. L'ascolta. Siccome io sono un po' percepisco il reddito di cittadinanza, no? Sì. Siccome in base vorrei acquistare un'auto, però non ho la cilindrata, fino a che cilindrata può acquistare una? La cilindrata è 1600, non deve superare i 1600 centimetri cubi. Sì. Tenete presente sì, che a non farvi scadere però i presupposti per percepire il reddito di cittadinanza. Il reddito di cittadinanza, voi non bisognava, per accedere al reddito di cittadinanza, avere un'auto nuova e comunque non superiore
ai 1600 centimetri cubici, per cui non state attenti a non sforare quello. Vi comprate una macchina nuova, anche se a rate, se percepite il reddito di cittadinanza, forse il reddito di cittadinanza serve per questioni alimentari e piccoli elettrodomestici, diciamo. Ma del reddito di cittadinanza c'è la dottoressa Ippolito che sta fremendo per risponderle. Allora, volevo semplicemente ricordare al telespettatore che oltre giustamente a come ha già detto l'avvocato Rodigliero, non bisogna acquistare una macchina superiore di cilindrata a 1600, ma soprattutto non deve essere immatricolata. Prima c'era il vincolo che l'immatricolazione non doveva essere nei 24 mesi antecedenti alla presentazione della domanda. Adesso il termine è cambiato, non sono più 24 mesi ma sono 6 mesi. Quindi sono 2 i requisiti per quanto riguarda l'acquisto della macchina da soddisfare. Non deve essere superiore a 1600 cilindrata e in più non deve essere immatricolata nei 6 mesi precedenti alla richiesta del reddito di cittadinanza. Perfetto, chiarissimo. Intanto salutiamo chi è in linea in questo momento. Pronto? Salve, buonasera, chiamo da Cosenza. Benvenuto, prego. Grazie, vorrei fare una domanda all'avvocato. Sì. Allora, io ho lavorato 8 anni in un seminario di preti, però i preti hanno dato un appalto alla cooperativa. Sono stato in nero 8 anni, andando poi ai sindacati, lì alla CGIL, ho cercato di recuperare gli anni di contributi, però TFR e gli altri soldi che lui mi ha pagato un'elemosina non li ho recuperati. Adesso mi auguro che cambi la legge per potermi rifare l'altra volta, perché non so come rivalermi più, perché il datore di lavoro, nonostante ciò sono andata all'ispettorato del lavoro, non so poi com'è andata, ha chiuso l'attività e quindi io non mi sono presa niente, ma non è giusto però così, che noi continuiamo a lavorare in nero, quello chiude l'attività, chi si è visto, cioè non mi sembra giusto. Allora, se lavorava in nero sicuramente non avranno... Sì, chiedo scusa, lei ha lavorato in nero, insomma, quindi senza contributi, senza nulla. Paga? Senza nulla? No. Niente, quindi... No. Non ci sarà stato sicuramente TFR perché lei praticamente non risultava, no, come lavoratore. Questo purtroppo è l'amara realtà. Ma bisogna, guardate, bisogna un attimo ricostruire, anche se voi non avete nessun tipo di contratto, nessuna carta scritta, come si suol dire, qui ci sarebbe bisogno. Innanzitutto, da quanto tempo, diciamo, è sparita dal mercato questa società, questa ditta? Ma penso che sono intorno ai 10 anni. Quanto? Intorno ai 10 anni. 10 anni? 10 anni purtroppo è il tempo, perché anche il lavoro, il classico lavoro a nero, si ricostruisce a mezzo testimoni e tante altre cose, si ricostruisce il tipo di rapporto, le ore da effettuare, quindi si ricostituisce sia quanto doveva prendere in busta paga, se ci sono, diciamo, straordinari, festivi, feriali, tutto quello che ci vuole, e anche il trattamento di fine rapporto, e anche per quanto riguarda la contribuzione che doveva essere versata all'INPS, che qui ricadiamo sempre, se si accerta tutto questo e quindi lo accerta il giudice del lavoro, lì si può accedere poi al fondo speciale. In questo caso però sono 10 in questo anni, caso che è passato troppo tempo, diciamo, non sappiamo nemmeno da chi andare, nel senso che c'è una seria un problema di prescrizione da parte vostra di reclamare questo diritto che voi avete, però ecco, sempre previo visione. Voi mi dite che sono circa 10 anni, e se sono circa 10 anni non... Ma lui è stato molto bravo. Sì, sei un delinquente più che altro, più che essere bravo. Però, insomma, questo... Ma anche pure i preti, perché il vescovo lo sapeva. Vabbè, poi questo insomma, bisognerebbe valutare. Noi intanto da qui le mandiamo
un abbraccio. Solidarietà. Solidarietà, però 10 anni sono troppi, ecco, questo dico, bisogna agire subito. Intanto le mando un abbraccio, abbiamo altre richieste che ci arrivano. Allora, non percepisce cassa integrazione da dicembre. Ci scrive, non so a che santo votarmi, vi prego, chi posso contattare? Allora, dottoressa, è un SOS, una richiesta di aiuto che ci è arrivato, non so da dove ci scrive, dice la pratica risulta in lavorazione, da 6 mesi, dice, assurdo, una pratica in lavorazione da 6 mesi. Quindi il lavoratore ha percepito la cassa integrazione fino a novembre, quindi sono scoperti in modo continuativo dicembre, gennaio, febbraio, marzo e aprile. Da dicembre non percepisce. Da Gli hanno dicembre. confermato le proroghe, gli hanno detto se sono stati autorizzati questi periodi. Il consulente del lavoro che si occupa di gestire i cedolini dell'azienda gli ha confermato che è stata autorizzata la cassa integrazione da parte dell'INPS, perché se non è stata autorizzata i tempi ancora di più si allungano. Se è stata autorizzata dovrebbe il lavoratore percepirli quanto prima. Da dicembre effettivamente non ne dovrebbero più esistere casse integrazioni non pagate di dicembre, per questo mi sembra veramente anche strano, ma ci sono purtroppo ancora anche questi casi. Ripeto, ci sono anche casi di lavoratori che hanno percepito i periodi dopo all'inizio pandemia, quindi parliamo di marzo e aprile 2020, ci sono lavoratori che hanno percepito i periodi successivi a quando è partita la prima cassa integrazione e ancora rimangono da percepire i periodi marzo e aprile 2020. Quindi ci sono comunque dei casi estremi, però quello che io consiglio in questi casi al telespettatore di confrontarsi con il consulente o con chi si occupa della gestione del personale per vedere quantomeno se hanno avuto un esito positivo, quindi l'autorizzazione della cassa integrazione, perché se è stata autorizzata prima o poi i soldi arrivano, anche se con netto ritardo, e su questo purtroppo stiamo avendo questi riscontri ancora per adesso. Ma se non è stata autorizzata si deve ancora aspettare l'autorizzazione per poi mandare in pagamento e liquidazione l'indennizzo. Quindi la procedura purtroppo è questa. C'è una pratica in lavorazione da 6 mesi, insomma è assurdo, cioè è assurdo davvero. Intanto salutiamo chi è in linea e poi ci è arrivata una richiesta per omocodie, cioè l'attribuzione dello stesso codice fiscale. Adesso ne parliamo, non so se abbiamo la telefonata, altrimenti rispondiamo a questo nostro telespettatore. Allora, ci dice che l'omocodia è più fastidiosa, diciamo, come cosa che non come risoluzione. Certo, anche perché quando uno fa delle richieste magari di avere contributi e per omocodia non ti vengono riconosciuti. Guardate, l'omocodia, ricordiamolo che è lo stesso codice fiscale, che può succedere naturalmente, è un'eventualità che uno se ne accorge quando, per esempio, facendo il dipendente pubblico, si vede notificare una cartella per il mancato pagamento dell'insegna pubblicitaria. Allora in quel momento viene a conoscere che c'è qualcuno che ha un codice fiscale uguale al suo. Invece allora, prego. Questa signora non percepisce la pensione sociale dall'aprile scorso perché le hanno rigettato la domanda in quanto risulta coniugata, mentre cosa non vera, mentre l'altra persona che ha lo stesso codice fiscale... E allora che cosa succede? Quando si va a far accertare giudizialmente, e qui lo stiamo dicendo perché se arriva una cartella bisogna impugnare, al giudice competente per materia per l'impugnativa della cartella. Se la signora richiede invece il mancato pagamento della pensione a cui ha diritto, deve praticamente fare un ricorso autonomo all'INPS andando a denunciare questo e praticamente poi all'Agenzia delle Entrate andando a dimostrare che lei
Ecco, non è. Non è quella... E quindi quando arriva qualche atto che ci fa male alla nostra sfera giuridica, lo facciamo in sede di opposizione, cioè ci opponiamo a una richiesta di denaro oppure per un accertamento negativo del credito e al giudice competente chiediamo l'accertamento che c'è l'omocodia, in modo che metta a posto con sentenza, con provvedimento, ecco, ognuno il proprio codice fiscale. Perfetto, e la signora ci chiede come risolvere questo rebus, intanto si affidi ad un legale, ad un... Deve, perché purtroppo perché sì, in questa materia sì, solamente rivolgendosi a un legale, che è più semplice di quello che ho spiegato, e poi si risolve è una procedura, ma come le ho detto, molto semplice come problema da risolvere. Intanto salutiamo chi è in linea. Non ci era mai capitato il caso di omocodia? Omocodia, come no? Capita spesso. Sì, capita, sì. Telefonate intanto, pronto? Pronto, sono Procopio Antonio. Prego, da dove ci chiama? Da Davoli Marina, provincia di Catanzaro. Da? Davoli. Davoli, perfetto. Benvenuto intanto, prego. Buonasera. Volevo dire, no, io siccome che ho 38 anni di contributi, ho iniziato a lavorare a 16 anni di età, no? Sì, ho 59 anni di età. Posso andare in pensione? Lei quanti contributi ha fatto? 38 anni. 38 anni. Sì, allora, per i lavoratori, i cosiddetti anticipato, lavoratori precoci, si accede a qualsiasi età, ma con 41 anni di contributi versati. Perfetto. Quanti anni hai? Allora quanto... Quanti anni ha, chiedo scusa? 59 anni. 59. Perfetto. Perfetto, allora, sì, dottoressa, voleva aggiungere qualcosa? Non può accedere alla quota 100 perché è necessario avere come requisito 62 anni di età, oltre che i 38 anni di contributi, quindi fuori dalla quota 100, e nemmeno per quanto riguarda la parte contributiva, la pensione anticipata ordinaria, perché c'è bisogno di 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini, quindi è fuori anche da questa... diciamo da questo requisito, e 41 anni di età per la pensione anticipata lavoratori precoci, e quindi non rientra neanche. Nemmeno. Abbiamo detto 59 anni di età? Sì, 58 anni di età, e questo riguarda la parte donna. Niente, non... allora, no. Mi piace che si fanno anche delle consulenze al volo durante questa trasmissione. Sì, ma perché in linea di massima poi... Chiaramente sempre in linea generale, poi quando c'è la possibilità in linea generale, perché certo, poi bisogna andare a vedere caso per caso, noi diciamo sempre se in linea generale. Se il telespettatore ha qualche forma di invalidità, eccetera, bisogna andare a vedere, perché potrebbe essere che gli viene riconosciuto qualche cosa. Se non ha invalidità, e sono questi i requisiti che rimangono, non credo possa accedere. Niente, quindi zero. C'è un'altra richiesta per quanto riguarda il bonus per i braccianti agricoli, ci chiedono se si sa l'importo, non credo ancora. Allora, l'importo non si sa, ci sono due strade che si stanno, diciamo... Allora, o vogliono praticamente dare lo stesso importo che stanno dando a quelli stagionali, quindi si parla di 2.400 euro, oppure si parla di una quota che potrebbe essere 600 più 600 come la parte che hanno dato nel decreto Cura Italia. Quindi a quanto pare ancora non si è delineato l'importo ben preciso, ma secondo le linee di tendenza dovrebbero accorparli alla stessa parte degli stagionali, quindi dovrebbe essere 2.400 euro. Però sempre col punto interrogativo, perché aspettiamo il decreto chiaramente, quindi aspettiamo ancora qualche giorno, quindi saremo poi più chiari. Intanto salutiamo chi è in linea. Pronto? 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 Eccoci, da dove ci chiama? Da Davoli. Da? Ah, sempre Davoli. Davoli, perfetto, prego.
Volevo sapere, no, siccome che ho iniziato a 16 anni a lavorare, età, è precoce, non va bene il lavoro precoce. Ve l'abbiamo detto, precoce, si può andare a qualsiasi età, però con 41 anni di contributi versati. Ah, ma no, perché 41 anni devi fare. Esatto, il precoce. Allora, ce l'ho 38, ma mi manca... 3 anni, se la matematica sì, è sempre anni, quella, sì. Vabbè, dopo 3 anni sì, no? Sì, raggiungete i 41 anni e ve ne potete andare a qualunque età. Va bene, ok, la ringrazio. Grazie a lei. C'è un'altra domanda da Villa Piana, Cinzia, che ci chiede quando arriverà il bonus dei 2004 per i collaboratori sportivi. Già ha fatto domanda presso il CAF. Non so se si hanno notizie, non si può sapere, dottoressa. La tempistica purtroppo non si sa, la stessa cosa per quanto riguarda i redditi di emergenza. Si parla che per fine maggio dovrebbero cominciare a dare i primi importi per quanto riguarda i redditi di emergenza, che ormai si stanno presentando le domandine a partire dal 7 di aprile. Per gli stagionali più o meno la tempistica dovrebbe essere sempre fine maggio, prima settimana di giugno, ma non credo prima di questa data. Certo, intanto salutiamo chi è in linea e poi volevo anche il dottore Scalmazzi, perché gli devo fare anche un po' di domande. Intanto salutiamo chi è in linea. Pronto? Buon pomeriggio, intanto vi faccio i complimenti per il servizio che date a noi tutti e grazie per la trasmissione. Grazie a lei, da dove ci chiama? Io chiamo da Bagnara Calabria, in provincia di Reggio Calabria. Ah, bellissimo. In realtà poco fa sono stato poco chiaro che avevo mandato un messaggio su WhatsApp e volevo chiarire un attimo la situazione. Così facciamo un po' di chiarezza. Prego. Allora, io sono in cassa integrazione da dicembre. Sì. Di fatto poi c'è stata la proroga e la mia consulente ha chiesto diciamo le 5 settimane che c'erano successive, prima del terzo decreto, del quarto decreto, adesso non ricordo. Di fatto noi non stiamo lavorando, io preciso che lavoro nel settore turistico alberghiero, lavoro in un albergo. Sì. Siamo chiusi in questo periodo per ovvi motivi che voi sapete. Certo. Quindi io a questo punto non mi arriva niente da dicembre, la consulente mi dice che la pratica è in lavorazione, ho fatto pure io da me stesso un paio di telefonate all'INPS e mi hanno ribadito questo. Del resto io non posso né attivare altre procedure, perché mi chiede, per esempio per il REM, e mi chiedeva se ero in cassa integrazione o no. Perfetto. Quindi devo aspettare. Non posso fare delle dichiarazioni mendaci, perché devo essere obiettivo nella dichiarazione. Cosa mi consigliate? Credetemi, sono un padre di famiglia che non so a che santo votarmi, sto solamente impazzendo. Ha ragione, perfettamente ragione. Allora è difficile anche consigliare perché purtroppo chi è in cassa integrazione non accede proprio a niente, proprio a nulla. Ma io non so se lo sono, io non so nemmeno se lo sono. Sì, ma purtroppo non accedete a misure emergenziali, al REM non ci accedete. Non ci sono altre, purtroppo questa è la situazione. Io farei una volevo domanda chiedervi, dottore, volevo chiederle, se domani mattina mi risponde l'INPS e mi dice non hai diritto alla cassa integrazione, questi 6 mesi a chi vado a cercarli io? Cosa è successo? Chi mi deve risarcire? Sì, ma sì, ho capito. A parte che non è possibile, però diciamo non è un'ipotesi possibile se il consulente ha fatto tutti i passaggi con richiesta, perché la cassa integrazione è disposta dal datore di lavoro, però poi ci sono un poco di altri adempimenti che bisogna fare, per cui ritengo, non so se il dottore Scalmazzi o la dottoressa Ippolito, però la procedura è questa qua. Dottore Scalmazzi, riusciamo a dare una risposta perché siamo davvero in chiusura. No, considerate che il tramite tra il consulente, cioè che me lo dovrebbe fare l'azienda, lo sto facendo io.
l'azienda mi ha proprio abbandonato, veditela tu sei in se casa lasci il integrazione, numero però lo tu. possiamo chiamare. Sì, sì, infatti diceva l'avvocato, se lascia il numero... Certo. E questo è di WhatsApp, se lo volete copiare potete copiare. Sì, perfetto, Sì, così chiedo al nostro Luca sì. di metterci da parte Se questo potete numero. aiutarmi, vi dico se potete aiutarmi perché la famiglia c'è, i figli ci sono. Sì, vediamo un po' all'avvocato. No, per questo, lasciando il numero, ecco, che siamo in chiusura per questo motivo infatti, qua. non so se il dottore Scalmazzi riesce a dare una risposta al volo, davvero difficile, ecco. No, purtroppo dall'esterno la pratica non è verificabile. Facendo un'interrogazione all'INPS, l'INPS potrebbe segnalare quale può essere la problematica connessa alla mancanza di documenti. Però, e da lì poi col consulente risolvere la problematica. Certo, allora ne parleremo chiaramente la prossima settimana perché è Guardi, ho litigato pure con la consulente perché in pratica gli ho detto che dall'INPS mi avevano detto che sicuramente avevano chiesto qualche documento mancante e che lei non ha letto qualche email. Ovviamente lei si è risentita e ha detto guardi, io il mio lavoro lo so fare. Allora io devo chiudere, allora insomma il suo numero lo abbiamo, quindi adesso chiederò al nostro Luca, quindi verrete ricontattato dal nostro avvocato, dai nostri consulenti, insomma. Vi ringrazio a prescindere, grazie tanto. Grazie a lei, speriamo insomma che si possa risolvere al più presto questa situazione perché 6 mesi per un padre di famiglia, insomma, senza ricevere un euro e non avere diritto a nessun altro aiuto. È un abbandono, sì. È incredibile, insomma io mi devo fermare, ringrazio il dottor Cristian Scalmazzi, prossima settimana affronteremo allora meglio questo decreto, dottore Scalmazzi, perché ci dovremmo essere per prossima settimana, giusto? Lo speriamo che venga pubblicato per giovedì. Perfetto, grazie comunque per il tempo che ci ha concesso, grazie alla dottoressa Mariella Grazie Ippolito. a voi, alla prossima, buona continuazione. Anche a lei, grazie al nostro avvocato Pierpaolo Rodighiero. Grazie a voi. Ci vediamo prossima settimana e come sempre grazie a voi che siete rimasti in nostra compagnia. Arrivederci.